Lui esce nelle lingue da questo no, ma che te tu non riesci a essere io lo devo comprare come mai abbastanza, chiaramente si riprende. partite da 7 minuti di italiano? No, si fa anche da... io sono arrivato a farlo, continuo anche da 21 minuti. Perché ci sono alcuni che hanno fatto di fare no, questo è un lavoro di editing, anche per lui, perché non fai Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Katie Piras, la presidente dell'associazione Donne in Bici e Micromobilità. Oggi andremo a presentare la storia del libro, che è qui che è il protagonista. Il libro è una raccolta dei diari di Libero, raccolti da Francesco durante un World Café. Curiosamente si sono incontrati, diciamo, quasi per caso. Con te Roberto, scusa, hai ragione. Quindi durante questo World Café il libro disse: ma io ho già fatto del mondo. Roberto non ci credette e ne vuole sapere di più. Dopodiché il libro gli faceva vedere tutti i diari, allora iniziano a dire: questa storia è da raccontare, oggi racconteremo questa storia. No, ce l'ha il libro, ce l'ha? Ma penso che adesso debba intervenire Enrica, no? Facciamo Visto solo... che tu hai... Enrica, parla di te. No, vabbè. Allora, intanto grazie per esserci, perché in realtà un po' tutti stiamo accompagnando Libero in questo secondo viaggio. Il primo che l'ha fatto nel 1974, cioè io stavo nascendo, voi forse alcuni di voi eravate già nati, alcuni no, io nascevo in quell'anno, quindi un po' mi ha incuriosito anche di più questa cosa. E Libero da quando è stato scritto il libro, da quando Francesco si è cimentato in questa avventura di trasferire in un racconto, perché la cosa è questa, quello che troverete non è la trascrizione chiaramente del diario di Libero, ma una narrazione di quello che era il diario che Libero ha tenuto giorno per giorno, giusto Libero? Ci racconterà poi, alcune cose ce le racconterà. Mentre io nel leggere questo libro a un certo punto mi sono un po' incuriosita, perché vengono citate le tappe che Libero percorre, e da paesaggista con la fissazione della pianificazione e della cartografia non potevo che non entrare su Google Earth e iniziare a mappare quindi puntualmente ogni tappa. Libero mi ha già ripreso perché ha già detto che non ci sono tutte, quindi mi chiedo venia per questo, però da questa riuscite un po' ad avere l'idea del viaggio, l'idea della dimensione, dove l'avventura non la racconteremo noi, la lasceremo raccontare al Libero. Passo la parola in realtà prima a Roberto, se Francesco non si offende, per l'esperienza proprio iniziale che ti anticipava di Roberto, che si è ritrovato in un'attività professionale ad incontrare una persona che ha iniziato a raccontare questo, e la curiosità di Roberto poi è diventata quello che è il contenuto. Buonasera a tutti. Velocemente, io ho conosciuto Libero appunto in un World Café, in un laboratorio di progettazione e coinvolgimento del... non sente? Sì, siamo un po' più alto. Sente? Sì.
Libero a un certo punto, mentre stavamo parlando di piste ciclabili, perché siamo appassionati di bicicletta e con Francesco abbiamo fatto dei giri intorno al lago. Intorno all'isolato. Come? Intorno all'isolato. Intorno all'isolato. Infatti a un certo punto io ho ricordato appunto l'episodio della famosa salita di Busacchi, che è abbastanza ripida. Libero si è subito presentato, ho detto: io ho fatto il giro del mondo in bicicletta. Non ci credevo, non credevo a quello che stesse dicendo. Ha elencato tutti gli stati che ha fatto, io ho preso nota e ho mandato subito questo fogliettino a Francesco. Francesco, questa storia da raccontare, e poi è nata subito la storia. Siamo andati da Libero diverse volte, Francesco si è occupato della trascrizione, poi insomma adesso racconterà anche lui insomma questo viaggio che è stato ripreso numerose volte. Libero ha fatto una cosa eccezionale, ha portato con sé anche una macchina fotografica con le diapositive di Civatrone, quindi ha raccolto proprio la testimonianza fotografica delle cose che lui ha visto. Ha perso una macchina fotografica nel Mekong, ne ha comprato un'altra durante una tappa e ha continuato a fare le fotografie, ha fatto circa più di 400 scatti di fotografie. Adesso abbiamo fatto una selezione e le vedremo insieme. Adesso passo subito la parola a Francesco per raccontare meglio le diarie. Allora, anzitutto vi ringrazio per la presenza, ringrazio Katie, ringrazio Enrica che ci hanno permesso di presentare il libro anche qua a piazza così prestigiosa, in questa sede così bella, tra l'altro, che io peraltro già conoscevo perché mi è stato presentato per la prima volta il progetto della rete ciclabile sarda, vi ricordo di essere stato presente, parliamo di qualche anno fa. Allora, questo libro è un libro, dunque ci abbiamo messo più tempo noi a scriverlo di quanto tempo ci abbia messo Libero a fare il giro del mondo, e questo già dovrebbe darvi un'indicazione sulla difficoltà. Le prime interlocuzioni tra me e Roberto sono datate anno 2015. Lui mi mandò questo messaggio pieno di stupore. Noi abbiamo inizialmente dubitato, ma non è che questo sarà un millantatore, un mitomane.